segreti delle frecce tricolori è che il pilota più esperto del gruppo non si trova in volo ma è a terra ed è il tenente colonnello Mirko Gaffelli. E come da tradizione il volo delle frecce tricolori inizia sulle note del nostro inno nazionale. Appena partire. Signore e signori, oggi a Jesolo la pattuglia acrobatica nazionale 2018. Stanno arrivando le frecce tricolori. Eccole! Wow! Ed eccolo il looping d'ingresso, il tricolore della pattuglia acrobatica nazionale qui a Jesolo. Comincia così il programma acrobatico delle frecce tricolori, 1500 metri d'altezza la quota in questo momento. Questa è l'unica manovra in cui tutti e 10 gli aeroplani, incluso quello del solista, sono in formazione. Si conclude il looping d'ingresso in configurazione a triangolo o piramidone e noi tra pochissimo assisteremo al primo cambio di configurazione. Quindi questo piramidone si trasformerà in un rombo guidato dal capo formazione delle frecce tricolori, pony numero 1, il maggiore Gaetano Farina. Al centro del rombo ci sarà pony numero 6, leader della seconda sezione, il capitano Mattia Bortoluzzi, il pilota responsabile della tempistica degli incroci e dei ricongiungimenti. Chiude la formazione pony numero 10, il solista delle frecce tricolori. Ed eccole le frecce tricolori esattamente di fronte a noi, al centro della linea di manifestazione, volo verticale. Questa è la prima separazione delle frecce tricolori. Eccola la prima apertura della pattuglia acrobatica nazionale, sono 5 gli aeroplani a sinistra, quelli che noi in gergo definiamo linea davanti, 4 gli aeroplani a destra, quelli che noi chiamiamo rombetto. Non vi distraete, seguite una sezione, preparate le macchine fotografiche perché questo è il primo incrocio delle frecce tricolori. Questa volta abbiamo i 5 aeroplani che compongono la linea davanti a destra ed eseguono looping. Gli altri 4 aeroplani, quelli del rombetto, eseguono mezzo autocubano e poi sarà la volta del primo ricongiungimento del programma acrobatico delle frecce tricolori. Ricongiungimento della formazione principale verso destra, ma noi guardiamo a sinistra perché è proprio da lì che arriva il solista. Ecco arrivare pony numero 10. 1, 2, 3, 4. Con noi 4 tempi per il solista delle frecce tricolori e con questa manovra comincia l'alternanza tra solista e formazione principale. Alternanza che contraddistingue il volo delle frecce tricolori. Infatti la formazione principale torna da destra e ci presenta un tonneau a botte. Durante questa manovra i 9 aeroplani, oltre ad eseguire una rotazione lungo il loro asse longitudinale, è come se disegnassero un'enorme spirale all'interno di una gigantesca botte. La manovra viene eseguita ad una quota di 750 metri e ad una velocità di 650 km orari. I 9 BB 339 della formazione principale si allontanano a sinistra, noi guardiamo a destra. Volo rovescio, fumo bianco per il solista, raggiunge così il centro della linea di manifestazione. Torno e ancora volo rovescio per pony numero 10.
10 a sinistra, anche la formazione principale a sinistra arriva proprio da lì e noi ascolteremo tra pochissimo gli ordini impartiti da Pony numero 1. Ed eccolo il tricolore per la manovra del ventaglio e poi la bolla 313. Dopo il ventaglio la manovra dell'Apollo 313, Apollo proprio a ricordare la separazione di due moduli lunari, 313 invece è il numero ufficiale delle frecce tricolori proprio perché l'intestazione delle frecce tricolori è 313° gruppo addestramento acrobatico. Ricongiungimento della formazione principale, noi guardiamo a sinistra, da lì arriva il solista. Comincia la sua serie di tonneau sull'asse, percorre così circa 3 km della display line. 6 tonneau sull'asse per il solista delle frecce tricolori che percorre la display line lunga circa 3 km in poco più di 10 secondi. Il solista si allontana e lascia così questo meraviglioso palcoscenico naturale alla formazione principale che esattamente di fronte a noi sta raggiungendo il centro della linea di manifestazione, pronta per eseguire oggi qui a Jesolo la manovra simbolo della passione, della dedizione degli oltre 40.000 uomini e donne dell'aeronautica militare, uomini e donne che operano quotidianamente al servizio del nostro paese. E stiamo per presentarvi forse la manovra più emozionante delle frecce tricolori. Signore e signori, questo è il cuore tricolore. Tricolore della pattuglia acrobatica nazionale, ma l'emozione non finisce qui, questo è l'incrocio del cuore. Formazione principale suddivisa in 2 sezioni, ancora una volta un ricongiungimento, noi non ci lasciamo distrarre, guardiamo a sinistra, torna Pony numero 10. Tonneau fumo bianco, inizia così la sua virata Snyder positiva. Durante questa manovra il solista è sottoposto a 7G, è sottoposto quindi ad una forza pari a 7 volte il peso del suo corpo. Tutto ciò che si trova all'interno dell'abitacolo pesa 7 volte di più rispetto al normale. Inverte la direzione del volo, pull up negativo per il solista, in questo momento è sottoposto a 3G negativi, ma da destra torna anche la formazione principale. 4 e 5 a posto, via. Della formazione principale, configurazione a calice per questo looping della pattuglia acrobatica nazionale. In questo momento ogni pilota ha l'assoluta certezza che chi vola accanto a lui in formazione manterrà correttamente la posizione ed
tricolori. Da destra arriva il solista e ci presenta la sua manovra più complicata, un tonneau lento. Rotazione lungo l'asse longitudinale eseguita lentamente ma ad una velocità di circa 550 km all'ora. Solista in allontanamento, formazione principale che arriva da sinistra e ha già cambiato configurazione, infatti è in configurazione a cigno. Questo è l'elegante tonneau a cigno della pattuglia acrobatica nazionale. Eccolo il maestoso cigno delle frecce tricolori lungo circa 70 metri che si sposta da sinistra a destra e dopo l'eleganza del tonneau a cigno della formazione principale, la potenza della virata Snyder negativa del solista. Guardiamo di fronte, leggermente spostati verso sinistra, eccolo arrivare. I più attenti saranno riusciti anche ad intravedere il suo casco bianco. Il solista si allontana, continua l'alternanza con la formazione principale in configurazione a rombo, raggiunge il centro della linea di manifestazione e ci presenta tra pochissimo una delle manovre storiche del repertorio acrobatico delle frecce tricolori. Andiamo su, questi gli ordini impartiti dal capo formazione, i suoi gregari non se lo lasciano ripetere 2 volte e il nostro tricolore raggiunge i 1500 metri d'altezza. E arriva anche il solista dal basso in volo verticale, si inserisce esattamente al centro nella separazione dell'Arizona. E con questa apertura comincia il grandissimo abbraccio che le frecce tricolori vogliono dedicare ad ognuno di voi presente qui oggi a Jesolo. E questo grandissimo abbraccio tra pochissimo si chiuderà in un incrocio. E quindi 3, 2, 1, incrocio. Ed era l'incrocio dell'Arizona. 2 sezioni per la formazione principale, noi però guardiamo di fronte, guardiamo esattamente in corrispondenza della display line. Il solista comincia il suo volo verticale, punta verso l'alto e riduce gradualmente la potenza del suo motore, fino a quando raggiungerà i 1500 metri d'altezza e a quel punto la forza di gravità avrà la meglio sul suo velivolo. Comincia così la scampanata del solista della pattuglia acrobatica nazionale. E dopo la scampanata del solista ci prepariamo perché sta per essere eseguita la manovra più giovane di tutto il repertorio acrobatico delle frecce tricolori. Questa manovra è stata ideata e realizzata per la prima volta nel 2015 in occasione delle celebrazioni per il 55esimo compleanno della pattuglia acrobatica nazionale. Formazione principale esattamente di fronte a noi, in corrispondenza del centro della linea di manifestazione, tra pochissimo l'emozione della scintilla tricolore. Ma da sinistra torna il solista e ci presenta una delle sue manovre più suggestive. Volo verticale, doppia rotazione sull'asse, doppio avvitamento e poi questo è uno dei pochissimi jet al mondo in grado di eseguire questa manovra. Ve la presentiamo, signore e signori, questo è l'onslaught del capitano Filippo Barbero.
regalarci l'apertura più spettacolare di tutto il programma acrobatico. Da destra arriva anche il solista, è arrivato il momento di presentarvi questa apertura. Questa è l'apertura della bomba! Meno 5, 4, 3, 2, 1, andiamo su. Ed è proprio quello che sta accadendo in questo momento. Noi siamo letteralmente circondati dagli aeroplani delle frecce tricolori. 5 sono alla nostra sinistra, 4 sono alla nostra destra. Decidete a questo punto quale aeroplano seguire, scegliete il vostro pony, preparate le macchine fotografiche perché state per assistere a qualcosa di straordinario. Un incrocio di 9 aeroplani provenienti da 9 direzioni diverse. Questo è l'incrocio mozzafiato della bomba! Per la formazione principale e poi torna pony numero 10. Ed il solista non si fa attendere, arriva ed esegue le due figure pratiche dell'acrobazia aerea, un tonno e un looping. Tonno e poi la volta di un looping. Dicevamo figure basiche dell'acrobazia aerea, però fate attenzione perché il velivolo di pony numero 10 è qualcosa di molto particolare. Infatti ha il carrello estratto, ciò vuol dire configurazione d'atterraggio. Non vi preoccupate però, non è ancora arrivato il momento di atterrare per il nostro solista. Vi sta dimostrando la maneggevolezza di questo MB339 PAM, un velivolo completamente progettato e costruito in Italia, in dotazione alle frecce tricolori dal 1982. Il solista si allontana e noi tra pochissimo, attraverso la prossima manovra, scopriremo insieme uno dei segreti delle frecce tricolori. Virata Snyder con gli aerofreni estratti, per cui velocità molto ridotta, scopriremo assieme qual è la distanza minima tra un velivolo e l'altro in formazione. Vi suggeriamo inoltre di scattare una foto al ventre tricolore dei nostri aeroplani. E dopo aver scoperto insieme questo segreto della pattuglia acrobatica nazionale, il solista ha già cominciato ad eseguire la manovra che ha reso pony numero 10 famoso in tutto il mondo. Signore e signori, questo è il volo folle di pony numero 10. Termina il volo folle del solista e più esperti sanno anche che con il volo folle il programma acrobatico delle frecce tricolori giunge alle sue battute finali. Infatti di fronte a noi la formazione principale è già in configurazione ad alona, pronta per eseguire l'ultima manovra del programma acrobatico delle frecce tricolori. La manovra capace di riaccendere in ognuno di noi l'orgoglio di essere italiani. E come da tradizione il volo della pattuglia acrobatica nazionale si conclude accompagnato dalle magnifiche parole del maestro Luciano Pavarotti.
Ed eccolo il tricolore più lungo del mondo, steso con orgoglio dalla pattuglia acrobatica nazionale qui a Jesolo. Si conclude così il volo delle frecce tricolori, ma l'aeronautica militare vola anche sul web, aeronautica.difesa.it, il nostro sito istituzionale. Visitate la pagina Facebook ufficiale dell'aeronautica militare, seguiteci anche su Twitter con gli account Italia del Forze e Frecce Tricolori. Vi invitiamo inoltre a pubblicare sui social tutte le foto che avete scattato durante questa manifestazione aerea utilizzando l'hashtag Frecce Tricolori del Cuore. Le foto più belle verranno poi pubblicate anche nei nostri canali istituzionali. Vi invitiamo anche a visitare lo stand dell'aeronautica militare posizionato alle nostre spalle, ma le frecce tricolori prima di riatterrare sull'aeroporto di Venezia Tessera vogliono ripassare per salutarvi e ringraziarvi della vostra presenza. E quindi sventolate tutto quello che avete a disposizione, sventolate tutta la spiaggia di Jesolo, perché in questo modo le frecce tricolori possono capire che hanno fatto un buon lavoro. E quindi ve ne presento ancora una volta per oggi, signore e signori, queste sono le frecce tricolori 2018! A nome dell'aeronautica militare delle frecce tricolori, grazie!